Una pubblica amministrazione non parla con conferenze stampa o articoli di giornata, parla con atti, e sono questi che io vi ho citato e riportato qui. Quindi mi pare che non ci siano altre. Tutto il resto sono ricostruzioni che magari qualcuno avrà, credo, anche la responsabilità di fare, ma anche qui con atti, con passaggi, con verifiche puntuali. Ecco, detto questo, ci sono molte altre cose che sarebbe opportuno riprendere come conclusioni. Il tema di stasera era una salute di qualità. La qualità dipende da molti fattori, come è stato detto, dipende soprattutto da una chiara programmazione, da un chiaro indirizzo e dalla capacità dei vari soggetti della filiera, diciamo così, dell'erogazione dei servizi di svolgere il proprio compito in maniera coerente e coordinata. Lo dicevano i due nostri, diciamo così, operatori in trincea quotidiana, no? Gli infermieri e i medici in medicina generale. È chiaro che se noi andiamo a scompartimenti, l'applicazione del contratto di servizio che è stato sottoscritto dopo più di un anno, credo, un anno e mezzo, insomma, di discussioni tra la Regione e l'organizzazione dei medici, non sarà ottimale, perché se la vediamo in maniera a scompartimenti assolutamente non può funzionare. Lo stesso ospedale di comunità, che non ha ancora una definizione precisa perché non è ancora stato sperimentato concretamente, ha bisogno di questo coordinamento delle varie figure, ma tutto il servizio sociosanitario ha bisogno di questo coordinamento. Io ricordo che nel piano sociosanitario anche la figura degli infermieri è stato volutamente recuperato come ruolo e come professionalità.